Massicci e capillari sono stati i controlli effettuati dalle forze di polizia coordinate dalla Questura di Agrigento in collaborazione con le altre come la Guardia di Finanza, i Carabinieri, la Guardia Costiera, i Vigili Urbani, la Forestale, impegnati sul campo anche a verificare le zone balneari e agricole. Diffusa infatti era la preoccupazione che in tanti avrebbero potuto recarsi presso le loro seconde abitazioni per festeggiare la Pasquetta, ma quello che si evince di più, come vediamo anche nelle immagini, è che le strade sono risultate vuote, la gente ha ben recepito le regole impartite di non uscire da casa, anche per via dell'impegno delle forze dell'ordine nei 2 giorni di Pasqua e Pasquetta, come ci conferma il comandante della Polizia Stradale di Agrigento, Andrea Monreale. Diciamo che è andata molto bene perché gli agrigentini, intesi come provincia, hanno rispettato le misure di contenimento varate dal governo e anche dalla regione siciliana. La maggior parte degli agrigentini quindi non sono usciti. Chi è uscito spesso aveva delle motivazioni valide, legittime, soltanto alcuni hanno cercato di approfittare e sono state sanzionate, ma parliamo di una percentuale molto ridotta. Devo dire che quindi grazie a questo comportamento degli agrigentini riusciamo a mantenere ancora basso il numero dei contagi qui nella provincia di Agrigento e voglio a tal proposito ancora una volta raccomandare, anche perché in vista delle prossime festività, ci sono ancora festività, c'è il 25 aprile e c'è il 1° maggio, gli agrigentini di continuare così, di stare a casa e non uscire, perché solo con il contributo del comportamento di ognuno di noi riusciamo a mantenere basso il numero dei contagi ed evitare che questi si alzino. Comandante, avete usato anche mezzi aerei, no? Su richiesta del questore di Agrigento, d'intesa con la prefettura, è intervenuto anche l'elicottero della Polizia di Stato che ha dato supporto alle pattuglie che erano su strada in modo da poter dall'alto individuare o assembramenti anomali o comunque movimenti strani. Quindi un lavoro fatto anche in collaborazione, in sinergia con gli altri corpi di polizia, no? Assolutamente sì, il piano è stato predisposto dalla Questura d'intesa con la Prefettura ed è stato un piano interforze, un piano che ha previsto in tutta la provincia dei punti fissi di controllo, quindi dei posti di controllo fissi ed altri mobili, con la partecipazione di davvero tutte le forze di polizia, le polizie locali, la polizia provinciale, tutti. È un piano coordinato predisposto appunto dal questore di Agrigento. Quindi qualche caso particolare che ci può magari raccontare che è successo? La maggior parte dei casi che sono successi in queste prossimità proprio delle feste, prima quindi della giornata di Pasqua, il caso più comune è stato quello di marito e moglie che uscivano insieme per fare la spesa, perché a dire loro la spesa di Pasqua, diciamo, è di notevole entità e quindi occorreva un aiuto per portarla prima in auto e poi a casa. E poi tantissime altre giustificazioni inutili. Si capiva che insomma era una scusa soltanto per uscire, per pigliare un po' di aria, come chi doveva andare a guardare, per esempio, voglio citare questo, come chi doveva andare a guardare per esempio la propria barca ormeggiata nel porto nel caso in cui magari imbarcasse proprio acqua, cioè una scusa inutile che infatti è stato sanzionato.